Il terremoto di magnitudo berlusconiana sabato, dovuto alla scissione tra Falchi e Colombe, sta già avendo i suoi effetti nella Marca. Da oggi diciamo che c'è anche sul territorio una riorganizzazione legata a quello che è successo sabato a Roma. Sabato era in assemblea e diciamo che quello che è successo è purtroppo per il centrodestra una frattura che molti di noi speravano di evitare. Se per i big il caso è chiuso, con Maurizio Sacconi e Franco Conte al fianco di Alfano e l'assessore Serna Giotto fedele a Berlusconi, ora la cesura corre lungo i confini delle amministrazioni locali, con alcuni indecisi, primo fra tutti il sindaco di Conegliano Floriano Zambon, che non avrebbe ancora scelto conquistare, così come il compagno di giunta in provincia, Michele Noal. Anche perché poi le ripercussioni a livello territoriale sono anche tra persone che fino a ieri lavoravano fianco a fianco. Ma le amministrazioni azzurre devono andare avanti, dice Chies. A Treviso, con il nuovo centrodestra di Alfano, c'è anche il sindaco di Crocetta, Eugenio Mazzoccato. Con Berlusconi invece i primi cittadini Baratto di Pederobba, Rampin di Crespano e Toffoleto di Volpago, così come il vice di Vittorio Veneto. Fedeli al Cavaliere anche i provinciali Demitri, Fava e Bonesso, oltre allo stesso Chies. Capisco che le ripercussioni sul territorio saranno pesanti. Noi abbiamo creato in questo anno una rete di amministratori locali, adesso io li incontrerò nei prossimi giorni, cercheremo di capire dove andare, cercheremo di capire cosa è meglio per le elezioni comunali dei 58 comuni che vanno al voto il prossimo anno.